Eccoci alle prese con una nuova avventura scritta sempre da Guglielmo Triolo e che speriamo ci faccia fare un sorriso, che al giorno d'oggi ce n'è proprio bisogno di sorrisi. Il titolo di questa storiella è La tabella, detta alla partagnese, perché il partagnese tende a dare la tabella, non la tabella, come dire, la tabella. Eccola, la tabella di Guglielmo Triolo. Una mattina a così successe. Si fermò una macchina dello comune a punta de paese alla porta di Santo Vito a Partanna e 4 operai a cominciare a scendere a Cezzi. Scendere una scala di legno di 10 metri che là per apportare 3 operai tanto era pesante. Scendere una cartella di plastica piena di attrezzi e per finire scendere una specie di portello di cascia della mera tutta aggiumuniato con lo cartone, non si capia so che era. Quando ero per sciogliere la cosa ammantellata di carta, si capì al lampo che era una tabella comunale, di una data tutta colorata e con tante parole scritte. Tutti i cristiani che da attorno ne scero fuori dalle case per la curiosità per vedere so che c'era scritto e dunna viene a pensare alla tabella. Tra ide, un capenno so che stava succedendo, parlavano a voce vascia e conoscendo all'operaio che erano dello comune, erano pensierosi vedendole tanto ingeffarrate. Don Silvestro, che già aveva capito la cosa, mettendosi a mezza porta, le tagliava di quando erano infoscate e di come avevano a fare per pezzarla. Le nerve se lo mangiavano vivo e Traino pensava che sta tabella, che era pesante, appezzata all'uso muro che già era vecchio come la casa, la poteva fare abboccare e fare cadere la cantoniera. Parisse una barzelletta, ma quando nell'estate vedeva le fermicole fare pertusa dalle mura della sua casa, corria subito come un pazzo a cattare lo veleno e io per giustificare il suo modo di fare gli dicendo che pare niente, ma con lo passare dello tempo se cose niche si fidano a sderrubare la casa. Sa cosa che aveva essere appezzata allo suo muro non la poteva sopportare. La quarquariatina che si pigliava lo fece diventare dalla faccia il russo e per l'aumento di pressione le mani ci tremavano che parse malato in carrozza con una malattia di chisse moderne. Era una tabella nuova dello comune dove a primo rio c'era scritto Partanna e sotto a secondo e terzo rio città della civiltà dei fossati. Avevano a pezzare la casa del muro di Don Silvestro e l'ha data verso Salenonte a mare in faccia allo sole. A ditta dell'operaio, la tabella serviva per fare capire subito a qualche stagno quando vede dalle contorne che sono arrivati a Partanna. La mezza caputa della scritta l'avevano smorfiato tutte, ma le bumbonate contate dall'appartenente dello comune un pezzo a dia non Santa Vedà era presente. La cosa non fu tutta caputa e non era tanto chiara. Sta scritta dava pensieri a tutti di ciò che voleva dire. Tutti erano scoraggiati. Per primo a Don Silvestro ci aveva passo che ci volevano levare la casa. Era come se fosse sequestro e questa pezzata di tabella era come una bagnata per farlo sapere a tutti. Non sapeva soccofare, era infoscato e non si poteva dare pace. Aveva capito cose strane e ci disse all'operaio che ha ido allo comune le tasse l'aveva pagato sempre e allo sindaco questa cosa non ne l'aveva a fare perché era mancanza del rispetto. S'affronto non se lo meritava e sapeva dell'aria non se l'aspettava, anche perché a ora dell'elezione lo voto ce l'aveva dato sempre. Oh, aveva fatto la guerra nell'Africa, aveva fatto pure lo caporale e ora veniva trattato come delinquente. Don Nardo, che stava a toccare alla porta in faccia, io per consolare a Don Silvestro,
E quando leggi io la cosa, anch'io la capivo a modo so. Aveva fatto Barbacano e quattro fossa lo frascino, vicino a una scolatura di Gebbia, e non ci passa vero che manco 2 giorni e subito lo sindaco delle fossa aveva già saputo. Insomma, da tutto lo quartiere di Santo Vito ci fu un momento di sbandamento, tanto che l'operaio del comune, che vittero la carta mala pigliata, se la stavano cantando e cote si stavano cogliendo le barazze di gli resine. La cosa dette de voda quando Don Miccione, che era più allettato, sentendo le voci e le lamente di tutte queste gente attorniate, si incugnava per leggere la tabella e dare lo suo parere di come la vedia io. Dopo un quarto d'ora di leggere e rileggere, capio di che si trattava. Le gente lo tagliavano e nudo parlava. Tutti aspettavano lo verdetto dello mascio che era dalla zona sentuto per mente fina. Con voce ferma che paria un avvocato ci disse a tutti: lo sindaco vuole dire a quei che bene appartanna di stare attento alle scaffe che sono ranne come le fossa e rapese l'occhio per non ci cadere dentro. Alla spiegazione l'operaio si rasserenarono per la scampata assegnata delle legnate che potevano pigliare, scennero a le imbarazzi e in una mezz'orata appezzaro la tabella. Poi, con prescia, cada cogliero le cose e de corsa se nero, scandandosi che le cose potevano cambiare da un momento all'altro e appezzare c'è la pelliccia. Lo capo comunale per fare presto ci diceva sempre alle pecciotte: spetogliamo negli alocori alle case. Tutte capirono lo significato della tabella e lo vicinato si persuadivo che era una cosa buona che lo sindaco stava facendo per lo bene del paese e per le gente strane che venivano da fuori. A uno se ne trasero dentro, ognuno alla sua casa, tutte contente.